Paul Bellotto e Riccardo Quadrano, ultima parte di Capital All News. È con noi il governatore del Veneto, il presidente Luca Zaia. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, grazie di aver accettato il nostro invito. Allora, Presidente, noi partiamo subito da un'iniziativa che abbiamo già presentato qui all'interno della nostra trasmissione e che devo dire ha raccolto molte adesioni e anche qualche commento critico, se così vogliamo dire. Gli ospedali di notte, la definiamo così in modo abbastanza sbrigativo, ma in realtà si tratta dell'apertura in alcuni ospedali del Veneto di strutture per effettuare degli esami diagnostici, degli esami strumentali. È partita formalmente il 1° settembre, come sta andando, Presidente? Ma guardi, alla grande potrei dirle solo che la mia ULSS, che è Treviso, che ha poco più di 300.000 abitanti, ha già in prenotazione alla volta del 31 dicembre, quindi 1° settembre e 31 dicembre, 2.300 TAC e risonanze. Io ho voluto con forza questo progetto, siamo riusciti a realizzarlo e per noi significa abbattere le liste d'attesa e fare in modo che i cittadini vadano di notte il lunedì, il mercoledì, il sabato e la domenica dalle 20 alle 24 in ospedale. Allora, quando abbiamo presentato questa iniziativa della Regione Veneto nelle settimane scorse ci hanno scritto molti ascoltatori dicendo ma io a Torino questa cosa già la faccio, in Toscana già la faccio, eccetera eccetera. Qual è la specificità della vostra iniziativa? Guardi, molto spesso si fa confusione con l'accesso notturno in ospedale in caso di urgenze. Noi lo utilizziamo di routine, nel senso che il cittadino che chiama il nostro centro unico di prenotazione ha la proposta di potersi andare a fare la diagnostica, quindi TAC, risonanze, mammografia o quant'altro durante la notte, quindi trova le strade non congestionate libere, troverà i parcheggi dell'ospedale liberi, troverà l'ospedale non congestionato e quindi non dovrà prendersi, che so, le ferie, i permessi sul lavoro per andare a farsi un TAC, una risonanza. E questa è la grande rivoluzione culturale che non si fa a tutt'oggi in nessuna parte d'Italia. Avete qualche dato sulla riduzione delle liste d'attesa? Le potrei dire che una mammografia urgente in Veneto, nel momento in cui il medico di base la prescrive come urgente, la garantiamo a una signora disponibile a spostarsi in auto nella sua ULSS in 48 ore riusciamo a farla. Senti, ma possono farlo anche i cittadini non veneti? Perché poi diventa interessante, perché in altre parti d'Italia dovrebbe esserci un pellegrinaggio. Noi la sanità la garantiamo a tutti, a prescindere dal colore di pelle e dalla loro provenienza, per cui si figuri. Per noi è un onore, anche perché le mie macchine, lavorando di più, si consumano e si usurano prima e quindi compreremo macchine sempre più all'avanguardia e questo è l'altro vantaggio che dà questa operazione. Sì, perché la sostanza poi alla fine è che queste macchine magari si usavano anche poco, no? Rispetto alle loro potenzialità per TAC, risonanze, mammografia e via dicendo. Senta, Presidente, volevo chiedere questo, che accordo ha trovato con il personale? Parliamo ovviamente dei medici, infermieri, tecnici di radiologia, insomma tutte le persone chiamate ovviamente ad un lavoro straordinario rispetto a questa iniziativa. Guardi, un lavoro straordinario fatto da persone straordinarie. La ringrazio per questa domanda. Io ringrazio i medici, tutto il personale infermieristico che peraltro ci mette un impegno unico, il personale amministrativo con il quale siamo riusciti, ovviamente con le parti sociali, siamo riusciti a chiudere un bell'accordo, un investimento, non un costo, di 30 milioni di euro per un anno per tutta questa macchina. Per dare una dimensione, il budget della sanità è di 8 miliardi e 640 milioni in Veneto. 30 milioni per noi è un grande investimento perché ci permette veramente di essere efficienti e dare l'idea ai cittadini che pagano le tasse per qualcosa. Ma Presidente, si parla tanto dei costi standard, no, per quanto riguarda la sanità, che potrebbe essere un grande modo per risparmiare a livello nazionale, costringerebbe alcune regioni che spendono molto di più di altre, insomma, a livellarsi verso il basso. Che cosa pensa? Si può operare senza fare soli tagli? Guardi, io direi proprio di sì. I costi standard sono lì pronti ormai da un paio d'anni, li ha fatti realizzare il governo per il tramite del Ministero dell'Economia. Se tutti vivessero in maniera virtuosa, come le realtà virtuose, si avrebbe un risparmio di 30 miliardi di euro all'anno in Italia. Le faccio un esempio: il mio pasto fornito al mio paziente in ospedale, che costa 6,5 euro, il Ministero della Salute mi dice che in alcune regioni, evito di dirlo così non viene fuori polemica dove, viene a costare 60-80 euro, cioè 10 volte di più.
Allora, se quel pasto costasse 6,5 €, quelle 10 volte di più le potremmo dedicare, che so, a creare nuovi posti di lavoro, a dare una mano ai giovani che non trovano lavoro. Presidente Zaia, Gino Strada tante volte dice, senza fare distinzioni geografiche, dice io un apparecchio cardiaco, insomma, senza entrare nello specifico, lo compro per i miei ospedali e lo pago, che ne so, 100. Nella sanità pubblica, questo dappertutto, invece, quando lo comprano costa 200, 300. Come si spiega questa cosa? Ma guardi, in Veneto non accade, se accade qualcuno è obbligato a segnalarmelo, perché penso io di portare la carta in procura. Che poi ci sia un altro problema, che è quello che la contrattazione del privato è molto più efficiente del pubblico, è ovvio. Abbiamo tolto ogni formula di discrezionalità per evitare che ci sia qualcuno che ruba, alla fine chi ci guadagna chi vende e non chi compra. Quando tu vai in un mercato nel quale non ti puoi neanche muovere un millimetro, neanche per bocca, perché sennò c'è qualcuno che dice che stai facendo interessi tuoi o hai scelto una ditta al posto di un'altra, ti devi affidare a Mamma Consip o altre realtà, per cui tu farai tutto per bene in regola, ma qualche lira, qualche euro in più sicuramente ti costerà rispetto a un privato che magari batte anche un pugno sul tavolo della scrivania e dice mi devi fare meglio, fammi lo sconto. Ecco, noi queste cose non le possiamo dire, perché altrimenti qualcuno potrebbe dire che abbiamo avuto degli interessi particolari, chissà perché ha alzato la voce e ha chiesto uno sconto. Presidente, magari avrà avuto modo di leggerla o gliel'hanno riferita. Ha sentito dell'intervista al papà del ministro dell'integrazione Cécile Kyenge, che è un capo tribù in Congo? Ne ha sentito parlare? No, non so nulla. Allora guardi, ha detto, in sostanza, tornando sull'aperto dissenso tra l'ex ministro Calderoli e la Kyenge, ha detto Calderoli deve essere liberato da queste forze maligne che sono dentro di sé per tutti questi insulti a mia figlia. Tecnicamente un esorcismo. Una sorta di esorcismo, comunque di rito, ecco, lo chiami come vuole. Lei si sente un po' toccato da questa... Ha bisogno Calderoli di esorcismi? Ma no, guardi, io direi che nessuno ha bisogno di esorcismi, non ha bisogno Calderoli, non ha bisogno la figlia di questo signore, non ha bisogno nessuno. Direi però che dal ministro Kyenge in questo momento non ci aspettiamo che finisca questa grande roadshow che ha fatto nel paese, che è partita con lui Soli e finisce che non si è capito bene con che soggetto giuridico nuovo, e faccia quello che deve fare ogni ministro, scrivere nero su bianco le sue idee, portarle in Consiglio dei Ministri, farle diventare decreto o disegno di legge e poi portarlo in Parlamento. Questo dovrebbe fare un ministro. Ormai abbiamo capito che esiste e che ha fatto il Giro d'Italia, adesso ci presenti un progetto. Però forse bisogna prima creare consenso, anche non è un modo intelligente per arrivare a un consenso più condiviso? Beh, guardi, il consenso viaggia sulla base di progettualità, e se uno ha delle idee le mette nero su bianco, ma se oggi chiedessi a lei qual è l'idea di Cécile Kyenge, forse mi direbbe Jussoli, ma poi le direi io, guardi che ha già modificato idea, dice di Jussoli attenuato, e prima dava colpa agli italiani, dopo finalmente si è decisa, grazie anche alle tante sollecitazioni che ho fatto, di cominciare ad attaccare l'Europa, perché l'Europa non può lasciarci soli, perché l'Europa non può pensare che noi diventiamo la porta d'Europa e ci lascia letteralmente soli, pensiamo a Lampedusa. Io direi che il ministro, bene, la sua roadshow l'ha finita, adesso comincia a scrivere. Ecco, Presidente, a proposito, mi sembra di aver capito che la sua posizione nei confronti dello Jussoli non sia poi così intransigente rispetto ad altri esponenti della Lega. Non le ha fatto una proposta per dare la cittadinanza italiana a bambini di genitori stranieri nati nel nostro paese, ma con un paletto preciso. Ce ne può parlare? Beh, guardi, io innanzitutto sono visceralmente contro lo ius soli, cioè dare la cittadinanza a chiunque nasce in Italia, perché potrebbe accadere con molta facilità, visto considerato che abbiamo un welfare gratuito e una sanità gratuita, che qualcuno venga qui a partorire e poi con un charter se ne torna a casa, quindi abbiamo cittadini italiani che non sono italiani di fatto. Io dico che togliamo anche l'alibi a chi sostiene che lo ius soli è la soluzione del problema dei ragazzini, che i ragazzini, come accade in giro per l'Europa, scolarizzati, che magari hanno già compiuto l'8° anno di età, ho fatto l'esempio della Germania che è così, e che hanno i genitori che sono residenti, come accade in Germania, da più di 5 anni, hanno diritto ad avere la cittadinanza. Del resto è una soluzione anche logica. L'adulto dopo 10 anni ha la cittadinanza in Italia, non si capisce per quale motivo il bambino dopo 10 anni non possa averla, ma debba aspettare i 18 anni. Chiaro. Allora, Luca Zaia, Presidente della Regione Veneto, è stato con noi questa mattina, lo ringraziamo, gli segnaliamo un paio di messaggi arrivati.
infatti allora dice un elettore del PD le fa i complimenti, invece tante altre persone in Toscana, Piemonte e Lombardia ci segnalano che questa iniziativa in qualche modo già esiste anche per casi non urgenti, evidentemente è stata fatta forse in modo più organico in Veneto. Meglio così, potrebbe essere una realtà per tutto il nostro territorio che potrebbe far funzionare meglio le cose. Grazie Presidente. Presidente, grazie, buona Grazie a giornata. voi. Arrivederci. Buona giornata a tutti. Grazie a Luca Zaia, grazie a Sergio Martelli, Leo Rosi, andiamo subito da Luca Bottura con Lateral, da Riccardo Quaterno Ciampolbellotta, buona giornata. Un saluto a domani. La sveglia alle 6, ciao. Radio Capital. All News. Anche in podcast su